Ragazzi, ecco pizza e scarole oggi. Mamma, pigliate carta e penna, volete fare pure voi? Volete appresso a me? L'aglio lo fate imbiondire, poi ci calate uvetta, pinoli e un po' di nocelline. Rimuovete l'aglio, noccioline, perché quello che tenete a livello di noci, nocelline, quello che vi è avanzato, ce lo mettete dentro la pizza di scarole. Prendiamo le scarole e facciamo cuocere. Uniamo le olive nere. Pronti per fare la pizza di scarole. Guardate qua, adesso vi do le dosi dell'impasto. Per questo impasto qua fate un impasto diretto con 1,5 kg di farina zero, 100 ml di acqua tiepida, 20 g di lievito di birra fresco, 25 g di sale, 25 g di olio e un cucchiaino di zucchero. Mischiate tutto così insieme perché è un impasto diretto. Poi fate le palline e le fate riposare un paio d'ore. Un paio d'ore siamo pronti per fare la pizza di scarole. 2 pizze le faccio arrotolate tipo casatiello e una pizza la faccio classica, rotonda. Facciamo la prima, quella classica, rotonda. Stendiamo il panetto, tanto bello, dentro il vuoto. Qua adesso uniamo le scarole. Con un po' di scamorza bianca se vi piace, oppure affumicata o provola, oppure non ci mettete proprio niente, come vi piace a voi. Il pecorino sempre se vi piace. Adesso andiamo a fare il coperchio sopra. Ecco qua, la prima è pronta e ci facciamo un bel foro al centro. Adesso passiamo alle 2 pizze a forma di casatiello. Quindi stendiamo tutto l'impasto e poi ci mettiamo scarole e formaggio. Ecco qua, scarole, morza, pecorino, tale e quale anche là di prima. Adesso la rotoliamo proprio come se stessimo facendo il casatiello, così. Ecco qua, guardate com'è bellello. Qua ragazzi siamo pronti, un giro d'olio e le facciamo riposare un'oretta. Punti e 1 e 2 e 3. Usare il forno di casa a 180 gradi per 45 minuti. Ogni tanto e da un occhio. Mo, buon appetito e buona giornata a tutti quanti.